11:05 in questa mattinata di sabato con i Calandra e Calandra per il loro ritorno in radio, anche se non mi sembrano molto convinti. C'è un telefonino che vi sta chiamando. Tu invece di fare Noi vogliamo ricordare che anche a Balestrate sono le 11:05. Anche a Balestrate sono le 11:05. Sì. Però domani è domenica. Domani è Anche a domenica Balestrate. e si va tutti a mare, anche Sì. a Balestrate. Io invece, se posso approfittare, volevo mandare alcuni saluti anche di aziende che ci Sì, scrivono. perché ricordiamo che abbiamo una diretta Facebook attiva, quindi Assolutamente. potete seguire tutto quello che succede negli studi. Allora, salutiamo Ottica Focus di Castellammare che ci seguono, e quindi salutiamo tutti i dipendenti che sono, in ascolto, il Flower Bar di Castellammare, Speed Auto di Alcamo, ma io volevo soprattutto salutare un nostro amico che è uscito un nuovo disco, infatti si è tolto l'ernia e si trova in ospedale e quindi volevamo mandare saluti. Ciao Girolamo Faraci. Ciao Girolamo. No, con Giuseppe ci stavamo chiedendo che c'entrava l'ernia, comunque Il disco, è uscito un disco nuovo. Allora io mi dissocio dissociamoci. Lo lasciamo da solo con la Berti. Ma perché vi dissociate sempre da quello che dico Io faccio l'augurio giusto di una buona guarigione, ma dell'ernia. Ti dissoci dell'ernia. Basta, dissociamoci. Ok. Un'altra canzone, poco fa avevamo sentito quella che cantavano gli alpini, questa è quella che cantavano in marina. Abbiamo detto scherzando, l'abbiamo vista recentemente tornare sui palchi dell'Ariston, Orietta Berti. Che qualche anno giocava fa, nell'Inter, ricordiamo. Berti, sì, che qualche anno fa cantava una canzone orecchiabile, fu disco per l'estate. Addirittura, io non lo sapevamo noi. Io l'ascoltavo d'inverno, quindi non ho capito. Disco per l'inverno. Scusate, mi devo riprendere. No, perché non ce la faccio così. No, ce la puoi fare, Pino, ce la puoi fare. Il grillo disse un giorno alla formica: il pane per l'inverno tu ce l'hai, perché protesti sempre per il vino? Aspetta la vendemmia e ce l'avrai. Mi sembra di sentire mio fratello che aveva un grattacielo a Cefalù. Nel Perù. Nel Perù è? Nel Perù. Ah, non ce l'hai più quella a Cefalù? Nel Perù. Nel Perù, scusa. Voleva arrivare fino in cielo e il grattacielo adesso non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va. Tu non remare finché la barca va, stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. E tu che vivi sempre sotto il sole, tra file di ginestre e di lilla, al tuo paese c'è chi ti vuol bene, perché sogni le donne di città. Mi sembra di vedere mio fratello, sorella, che aveva un fidanzato a Cefalù. Di Cantù. Voleva averne uno anche in Cina. No, in Cina no. In Cina no, per ora no, evitiamo. E il fidanzato adesso non l'ha più. Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va. Tu non remare finché la barca va, stai a guardare, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. Puoi aspettare. Quando l'amore viene il campanello suonerà, quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Ma un campanello non ce l'avete. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Ma tu senza cuffie stai. E per questo non sentivo il campanello io. rispondi. Allora è arrivato.